Ciao, Ciao. oggi parleremo di feromoni e comunicazione sessuale chimica. I feromoni sono stati scoperti negli anni 50 del Novecento proprio su animali, su insetti, in particolare sulla farfalla del bacco da seta. Perché si era visto che i maschi riuscivano a raggiungere le femmine anche se erano totale assenza di luce, si è supposto che riuscissero a trovare la femmina seguendone la traccia chimica, quindi l'odore. Il feromone, in effetti, la definizione di feromone è proprio questo: una sostanza chimica, un messaggio chimico che viene emesso da un individuo e provoca una reazione in un altro individuo della stessa specie. La comunicazione tramite i feromoni è una comunicazione, dicevamo, molto diffusa, è presente non solo negli animali, ma anche nelle piante, nei batteri e addirittura anche nei funghi, quindi è veramente qualcosa che ha trovato un grande riscontro in natura, ed è interessante anche sapere il fatto che è stata forse la prima comunicazione che è avvenuta nell'evoluzione tra individui della stessa specie. Effettivamente, cosa hanno fatto questi primi organismi viventi? Hanno sfruttato qualcosa che già conoscevano, cioè la capacità di individuare molecole dell'ambiente dove vivevano, magari per cercare del cibo oppure per individuare dei possibili predatori, le hanno sfruttate poi per comunicare tra di loro. Nel periodo precambriano, comunque centinaia di milioni di anni fa, quando c'era vita solamente in ambiente marino, gli organismi all'inizio erano ciechi, nessuno aveva inventato il senso della vista. Quindi era un po' come se tutti vivessero al buio, con la luce spenta. E ovviamente il primo senso a essersi evoluto è stato proprio quello dell'olfatto del gusto, cioè la chemiosensibilità, il fatto di riuscire a percepire delle sostanze chimiche. Quindi una volta, per forza, tutti al buio, senza nessun occhio che ci guardava, potevamo essere di qualsiasi forma e fare qualsiasi cosa. Quello che contava era il nostro odore. Certo, e poi c'era la necessità, come dicevamo, di comunicare tra individui della stessa specie per dirsi che cosa? Beh, i messaggi fondamentali che tuttora vengono trasmessi attraverso questo tipo di comunicazione sono messaggi, per esempio, di allarme, no? Per avvisare membri della stessa specie che c'è un possibile pericolo, oppure messaggi di aggregazione: venite tutti qui perché c'è una possibilità di poter deporre le uova tutti insieme in uno stagno e quindi avere una bella situazione in cui i piccoli nascono e ci sono poche possibilità che i miei piccoli vengano mangiati da predatori. Oppure un'altra possibilità, e forse quella che indagheremo meglio oggi, è proprio quella della comunicazione sessuale. Certo, perché oggi proprio l'argomento è questo. Mi è venuta in mente una cosa: quando ero giovane, che con il mio amico Walter andavamo a pescare, e mi ricordo che avevo notato una cosa: ogni volta che prendevo un pesce poi non ne prendevo più. E poi lessi dopo decenni che il pesce, quando viene catturato, rilascia una sostanza chimica di allarme, quindi un feromone, e induce gli altri pesci a fuggire. Quindi per i pescatori i pescatori la sanno questa cosa qua, noi non lo sapevamo. Beh, ci sono poi dei vantaggi, no, nella comunicazione attraverso i feromoni. Beh, il principale vantaggio è quello che, un individuo che emette i feromoni li rilascia nell'ambiente, ed è vero sì che ci mettono un po' di tempo prima di arrivare magari al soggetto che è interessato, ma, perdurano nell'ambiente per lungo tempo. Se invece immaginiamo, non so, a un uccellino canoro che, fa il suo canto per attirare la femmina, nel momento stesso in cui lui smette di cantare, è finito anche il messaggio, quindi non perdura nel tempo. Invece i feromoni rimangono, e in alcuni casi rimangono anche parecchio tempo. Beh, questo può essere un vantaggio e uno svantaggio. Il feromone uno lo rilascia, che ne so, la femmina che cerca maschi. Il problema è che poi nel momento in cui arriva un maschio vorrebbe subito smettere di comunicare. Invece questo lento rilascio e questo permanere poi può Alle anche... volte può essere uno svantaggio, Sì, effettivamente letto così, sì. arrivano più maschi e quindi possono interferire magari con
con l'accoppiamento. Beh, sai, parlavamo anche facendo l'esempio proprio degli uccelli canori, c'è anche un altro interessante vantaggio, perché mentre un animale con la comunicazione visiva o la comunicazione uditiva si rende visibile anche ai suoi predatori potenziali, perché un uccello che sta cantando è vero che è udibile dalla femmina, ma è udibile anche da un possibile predatore che lo localizza quindi. E invece i feromoni sono un tipo di comunicazione silenziosa, che quindi è proprio destinata all'individuo interessato e non alle altre specie che magari potrebbero essere predatori, appunto. Noi pensiamo che se qualcosa ha un odore, allora noi lo sentiamo. No, ci sono milioni di sostanze chimiche nell'ambiente dove viviamo. Noi siamo adattati a percepirne solo alcuni, quelli per il cibo, quelli degli altri individui della nostra specie, quelli per sostanze magari tossiche. Una farfalla, ad esempio, che produce un feromone, produce delle sostanze molto specifiche. Ogni specie ha il suo bouquet, che è o una sostanza particolare, come quello del bacco da seta che è stato chiamato bombicolo, mi pare, oppure sono una miscela, ma molto particolare, che è tipica, specifica della specie, in modo che non si creino degli errori, dei fraintendimenti, che magari una farfalla femmina rilascia il suo profumo e un maschio di un'altra specie si innamora. I feromoni sono anche una carta di identità. Un maschio, grazie al fatto che la femmina della sua specie produce uno specifico profumo, uno specifico feromone, un bouquet di sostanze, non rischia di innamorarsi di una specie diversa, perché ricordiamoci che innamorarsi di una specie diversa dalla propria vuol dire non avere figli, perché tra specie diverse c'è incompatibilità riproduttiva. Quindi il feromone non serve solo ad attirare, ma anche per dire io sono il partner corretto. Ma senti Francesco, visto che ci stai parlando di falene e farfalle, ci presenti questa ospite che abbiamo oggi? Posso usare la matita? Sì, puoi usare la matita. Allora, come vedete qua davanti abbiamo una bellissima pianta di ligustro e qui c'è una farfalla e voi direte ma sarà appiccicata là? In realtà è nata proprio questa mattina. Qui siamo a casa delle farfalle, continuiamo ad allevare farfalle notturne, abbiamo tanti bei bruchi, abbiamo anche coleotteri di cui si occupa per lo più Manuela e oggi fortunatamente è nata questa femmina di falena cometa, chiamata cometa per le lunghe code che servono come è un'arma contro i predatori, perché serve a confondere il sonar dei pipistrelli. Ma non devo parlare di questo oggi, se non andiamo troppo avanti, l'ho già detto comunque. Questa è una femmina e si riconosce, oltre che dal nome, anche dal fatto che ha le code un po' più corte, ha un addome più grosso, voi da là non lo potete vedere, e le antenne sono leggermente più piccole. Ecco, in questo momento la falena cometa sta emanando i suoi feromoni. Appartiene alla famiglia dei Saturnidi. Pensate che quasi un secolo fa Fabre, con alcuni esperimenti, vide che quasi un terzo dei maschi di una specie che lui aveva rilasciato raggiungevano una femmina a 11 km di distanza. Solo un terzo, però perché poi uno può dire vabbè andavano di là e poi per caso l'hanno trovata. Insomma un terzo erano circa su 200, quindi si potrebbe dire che non è certamente un caso. Un evidente vantaggio poi della comunicazione feromonale, se pensiamo sempre a una falena come questa, è che lei produce una certa quantità che viene dispersa a 360 gradi, per cui considerate che può anche raggiungere maschi a chilometri di distanza. Voi immaginate il bacino d'utenza che si trova ad avere una femmina di falena come questa. Quindi diciamo che è anche un modo di comunicazione economico. Poi lo rilasci, produci sempre quella sostanza, permane nell'ambiente. È interessante sapere che in alcuni casi i feromoni hanno delle strutture chimiche molto simili a sostanze che gli animali che li utilizzano apprezzano in qualche modo. Per esempio, in molte farfalle diurne le femmine sono in grado di percepire l'odore delle piante nutrici per i propri bruchi e quindi vanno in cerca di queste piante attraverso appunto l'olfatto. I maschi hanno un po' sfruttato questa capacità delle femmine di individuare attraverso l'olfatto questo tipo
tipo di odore e hanno, diciamo, creato in alcune specie feromoni che hanno una base chimica molto simile a quella delle piante nutrici. E non solo, ci sono anche casi in cui negli animali i feromoni hanno diciamo, una struttura chimica molto simile a quella di sostanze alimentari importanti per le specie. Ah, questo non lo sapevo. Non lo sapevi? No, Ma pensa che noi abbiamo dei coleotteri alla casa delle farfalle che hanno un odore particolare, questo lo no? so. Sono degli scarabei tropicali e i maschi hanno un odore che ricorda le albicocche, proprio un odore di frutta. E quindi è un caso abbastanza insolito di feromone maschile, in quel caso, perché anche nei coleotteri di solito è la femmina, no, a produrre i feromoni e poi il maschio che ha l'onere di andare in giro e a cercare. E invece questi coleotteri, il maschio attira la femmina, non si sa, sono animali tropicali che stiamo allevando, anzi veramente li stai allevando tu in questo momento, si chiamano dicronorrine, che sono bellissimi perché come vedete nel video, questo è un maschio, sono questo colore bello metallico, queste bande bianche, che probabilmente hanno un significato anche quello sessuale, e questo piccolo cornetto, perché i maschi combattono anche tra di loro. Quindi sì, l'odore di alcuni feromoni può ricordare alimenti, forse proprio perché, beh, per esempio in quegli scarabei, sicuramente le femmine apprezzano le albicocche, perché gli adulti di quella specie si Si nutrono nutrono di frutta marcescente, eh, quindi sì, è vero. frutta dolce, eccetera. Una situazione molto curiosa è accaduta quest'estate qui alla Casa delle Farfalle perché c'è stato un giorno in cui Francesco si è presentato nelle serre, tutto ben vestito e profumato, ed è stato inseguito da una nuvola di farfalle, vero? No, nel senso Come che no? non ero né ben vestito né ben... Non era per quello? No, ero vestito come al solito, cioè sempre bene come adesso. Mhm. No, era successa una cosa il giorno prima, era arrivato un visitatore che si era riempito di farfalle del genere Idea. Allora, dato che queste sono bellissime farfalle e le abbiamo sempre in serra, ho pensato che bello, anch'io vorrei passeggiare in mezzo alle serre e avere una nuvola di farfalle che mi seguono e si appoggiano su di me. No, sai che effetto? Beh, sicuramente. Allora ho chiesto a questa persona, senta, ma lei ha usato uno shampoo particolare, oppure, che ne so, un sapone, o magari è da tanto che non si lava, che ne so, ci sono anche le farfalle a Certo. cui piace l'ammoniaca Mhm. e lo sappiamo bene. E questa persona, fortunatamente, mi ha detto che era il tipo di gel, dico fortunatamente perché se mi avessi detto sì, non mi lavo da un mese, allora era già un po' più Per la difficile. scienza si fa tutto, Sì, Francesco. però i miei visitatori magari non sarebbero stati contenti. Quindi ho comprato subito quel gel che non posso mostrare la marca perché mi hai detto che non Ma si può sì, si può fare mostrare, pubblicità non credo occulta. sarà un problema. Me lo sono spalmato addosso. Eh, ok, quando sono andato a comprare il gel, quelli che me l'aveva venduto mi hanno guardato e mi hanno detto ci sta prendendo in giro? Ho dovuto spiegare che non era per me, ma era per un esperimento. Insomma, mi sono davvero riempito di queste farfalle Idea maschi. E infatti abbiamo anche un video che vi faccio vedere, magari ve l'ho già fatto vedere nel montaggio, quindi potevo anche non dirlo. Comunque, Mhm. mi sono riempito anch'io di queste farfalle Idea. Dobbiamo sperimentare adesso con l'apertura della nuova stagione per capire se sono maschi, perché potrebbero essere maschi in quanto nella sottofamiglia Danaini, a cui appartiene appunto l'Idea, i maschi devono trovare delle sostanze, degli alcaloidi che cercano in alcune piante, che sono i precursori dei feromoni che loro poi utilizzeranno per conquistare le femmine. E sono piante che non hanno niente a che vedere con la pianta nutrice delle larve, né con la pianta, non fanno fiori. Cioè, quindi mi stai dicendo che in realtà loro non li producono i feromoni, ma li No, vanno a a comprare. Sì. comprare. Vanno ad attingere da queste piante, poi loro chimicamente cambiano queste sostanze Mhm. chimiche, le modificano un po', però di fatto la base è proprio queste sostanze spesso tossiche che si trovano in alcune piante. Quindi dovremo vedere se con questo gel mi riempio di maschi, allora sono maschi alla ricerca di il precursore del feromone. Se invece ci sono maschi e femmine, forse Ah, stanno semplicemente cercando cibo. ho capito. Senti, volevo chiederti, questa è una domanda che veramente non so, ma le falene e le farfalle percepiscono i feromoni solo attraverso le antenne?
Sì, i sensilli, che sono questi piccoli peli dove ci sono poi gli organi chemiosensibili che percepiscono appunto le diverse sostanze chimiche, nelle falene sono distribuite nelle antenne, Ah. ma in alcuni animali anche in altre Sì, aree del infatti mi viene in corpo. mente proprio per questo, perché in Benissimo. realtà, ogni gruppo di animali ha delle strutture diverse per recepire gli odori. Per esempio nei mammiferi c'è l'organo vomero-nasale, vero? In quasi tutti sì, Ah, e non solo nei mammiferi in anche realtà. nei vertebrati, non credo nei pesci, Ah, è vero. perché se ricordo bene, circa 20 secondi fa abbiamo guardato e era scritto che non è, per cui però è un ricordo troppo Troppo antico. lontano. Però sì, sicuramente anfibi, Mh. rettili hanno questo organo, e i mammiferi, che viene chiamato anche organo di Jacobson, Mh-mh. ed è un organo diverso dall'organo olfattivo, quello classico, quello che utilizziamo noi. E sembra che si sia evoluto proprio per questo tipo di comunicazione chimica, cioè quella Mh. feromonale. E poi mi ricordo, questo succede spesso nel mio gatto, ma l'ho visto anche in altri animali, che, alle volte fanno una smorfia strana, i cavalli, i gatti, specialmente i maschi, come se arricciassero il labbro e si chiama una smorfia di Flehmen, una specie di postura del naso e della bocca che serve per appunto per aumentare la superficie di contatto tra le molecole feromonali e la struttura dell'organo nasale. Quindi se il vostro gatto fa una smorfia strana, non è perché Non ve l'amate? avete esatto, ma è perché Ah-ah. sta cercando di capire che tipo di feromone, se siete una gatta Forse non innamorata. forse ci sarà nei dintorni una gatta innamorata e non lo sappiamo, ma lui lo E sa. in realtà anche la mia gatta fa così, Sì. sì. Appena entriamo che magari sappiamo un po' da scoiattoli, perché abbiamo Mh-mh-mh. dato da mangiare agli scoiattoli, subito con l'organo vomero-nasale poi apre la bocca, fa quell'espressione, Ah-ah. cosa che noi non possiamo fare perché negli umani l'organo vomero-nasale l'abbiamo perso, è vestigiale, lo perdiamo con lo sviluppo embrionale. Però anche i feromoni si possono percepire anche con l'organo olfattivo, quello classico, cioè il nostro naso. Quindi potremo anche parlare finalmente dei feromoni umani, anche se so che non l'avevamo messo in programma adesso, però ho fatto la pausa così puoi anche cancellare. Okay. Metti giù la matita che è Ok? fluorescente e fa L'ho rumore. presa non fluorescente apposta. Fa rumore però. Ok. Questo vuol raccontare una Ah storia. sì, 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 Qual sì. era? Okay, di che? Qual era prima Quella che ti quella dicevo? ti introduco io alla storia, è quella del gel. Io? Ah, Cosa devo dire? no, dico io, ok. Non lo so, Ah, diciamo qualcosa che può. Ok. Ciao. Oh, ciao. Non devo salutare? io neanche? Sì. Ma non lo so, salutiamo dai, che Sì. carino. Non ricordo niente di quello che abbiamo appena detto, ma non importa, andiamo avanti.